Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti. Questa sera vi voglio presentare una persona davvero curiosa, una persona che praticamente ha visto la nostra trasmissione dove c'è stato quel signore che ha raccontato la storia di Giuliano. Ebbene, questo signore praticamente questa sera ci vuole raccontare la vera storia di Giuliano. Buonasera. Buonasera. Lei si chiama Leonardo, giusto? Leonardo, sì, Leonardo. Ed è di Mazara del Vallo. Di Mazara del Quanti anni c'ha, signor Leonardo? 73 quasi. 73. E ci vuole raccontare la storia di Salvatore Giuliano. Quel po' che so, non è che ne so molta, comunque. Cominciamo intanto dall'inizio. Chi era Salvatore Giuliano? Salvatore Giuliano era, diciamo, un bandito perché l'hanno costretto a buttarsi il bandito, proprio l'hanno costretto. Cioè lui praticamente all'inizio era una persona normale come tutti? Sì, normale, aveva la sua età, non so se aveva 20 anni, quanto aveva, e poi è successo quello che è successo e lui praticamente a sbiallà, siccome allora dopo la guerra, un po' di farina, un po' di grano, era contrabbando, Esatto. ma portandolo un po' con la bicicletta, 3 kg, 4 kg, contrabbando può essere questo. Certo. E siccome lo pigliarono la pizzola, diciamo la pizzola, Che cosa significa pizzola? ma lo pigliarono d'occhio, diciamo, Esatto. che ogni volta come L'hanno messo sotto occhio, tanto per vedere quando uno dice a un camionista. Esatto. Quando la finanza magari vede a uno e dice questo lo no. dobbiamo fermare. Allora la prima volta portava un po' di grano per sfamare a sua madre, a suo padre, mi sembra che aveva una sorella, non so, e ce lo buttavano a terra, cioè. Poi un'altra volta lo stesso, l'hanno fatto altre volte, dice, portava un po' di farina, allora c'erano le baionette, ci spunnarono cose e ci fecero calare la farina a terra. Addirittura. E a lui non ci mette chiuso, cioè già sapeva è mato, appena che mette da farina era una cosa per sfamare la famiglia, Certo. non è che era un contrabbando. Un bisogno praticamente che lui faceva. Ah, scippa da mausa, sti rupa a terra, non so se erano, si può dire, no? Se erano Sì. carabinieri oppure, mi sembra. Li uccide praticamente. E se scappa. è bandito. Allora c'erano tante cose e iniziò La storia di Salvatore la storia di Giuliano. Salvatore. Comunque lui stese il re di Montelebre, Addirittura. Giuliano il re di Montelebre. Allora si fece mentre diciamo la banda tutta e cominciarono a cercarlo, a farlo, a dirlo. Ha durato 7 anni. La sua storia. La sua Fino a che storia- l'hanno preso e l'hanno ucciso. Sì, l'hanno ucciso, ma allora si è sentito dire che l'ha ammazzato suo cugino, Pisciotta, che di fatto poi l'hanno avvelenato dentro il carcere, Ho capito. perché lui, lo dice pure, io ho una cassetta e un film dentro di Giuliano, e diceva Pisciotta, diceva, vabbè, quando poi esco, dice, so io quello che devo dire, perché Esatto. c'era Comunque altre Salvatore persone. Giuliano era uno praticamente che sottraeva ai ricchi. Era una persona, dice, sì, e toglieva ai ricchi e Per dare ai poveri che non avevano da mangiare, ma rubare no, toglieva, basta, si presentava questo e faceva. Dice tu quanto hai in tasca? Mettiamo dice 100.000 lire. Esatto, Questi 100.000 lire 80, assai. certo. A te 20 da bastano, la 80 la moncilla a quelli che hanno bisogno. Precisamente. Vabbè, una bella cosa comunque. Comunque non Anche è se una che- volta non si è- poteva fare oggi. non è che era non si può fare più. non è che era io, e siccome io allora lavoravo con mio padre, come ci ripeto, avevo queste, diciamo, Per lei era un mito praticamente Salvatore sì, Giuliano. per me cioè, non capivo ancora la cosa, Certo. però momento di rabbia si dicevo, se io arrivo a 18 anni me ne devo andare con Giuliano, Salvatore Giuliano. la testa mi faceva ridere. Certo. Di fatto che poi quando l'hanno ammazzato Le è dispiaciuto. si è saputo la mattina, no? Dice hanno ammazzato Salvatore Giuliano, allora io come ci devo andare? Mio padre aveva una bicicletta tutta scattellata con le ruote piene, no? Con le ruote piene, un pezzo di cosa girando. Diciamolo in intelletto, mala combinato. Ma la combinava, esatto. Allora trappo da bicicletta con un amico mio che lavorava pure con mio padre e scappammo. Andiamo a Castelvetrano, devo andare a vedere a Giuliano. E siamo andati a Castelvetrano. Mio padre aveva bisogno della bicicletta, disse appena arrivo a Mazzara mi ammazza. Comunque, arrivammo a Castelvetrano, io in mezzo alla fuggia avevo io appena che mi sembra 16 anni, una cosa, se l'avevo giusto 16 anni.
16 anni quindi era in grado di capire. Mi infilare in mezzo alle cristiane, cose comunque. Io ho visto questo, mi sembra la via Mannone, questa è verità. C'era un cortile con un arco, tutto questo cortile, e io ho visto a terra proprio come se fosse oro. E questo almeno era lui, certo. almeno. Poi canottiera, colpito alla schiena, è arrivata una vecchietta, minuto a minuto mi schieno con cosa in testa, diciamo, un sciallo, diciamo. Sì, sì. Figlio mio, Torino, figlio della mamma mia, come ti ammazzare, figlio mio, almeno era Idro, poi Sì. non lo so. Si ricorda l'età? Che età poteva avere? L'età di Giuliano. Giuliano, ma sopra e giù, di preciso no, ma sotto 30 anni, Sotto sì, 30 anni, quindi penso. giovanissimo. Sotto 30 Va anni. bene, signor Leonardo. Adesso il signor Leonardo, amici telespettatori, siccome ha sentito anche quella persona, ripeto, che si è presentata da noi, cantare una canzone per quanto riguarda la storia di Giuliano, ora il signor Leonardo si ricorda qualcosa della canzone e naturalmente ci vuole cantare anche un pezzetto di questa canzone. Due parole. Due paroline, tanto per... C'era il cantastorie, Sì. facevo con la bacchetta tutte le caselle e ci faceva, dice, scendere Monte Lebbi bella apposta per dare una terribile risposta. Ammasso e senza ammasso non si può stare di lupano al rasso. Questo era il valore. Sì. Poi c'è stato diciamo, una notte di Natale, diceva il cantastorie, tutto disegnato. Una notte di Natale praticamente di notte, così non so se era mezzanotte, l'una, erano tutti riuniti in Sì. montagna, dice picciotte, ci fa Salvatore Giuliano, dice se dici tutte le feste fallo con che poi, Natale con i tuoi. Esatto. Allora dice, Dovrebbe succedere. cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scendere tutto in paese. Ci dobbiamo scendere tutto in paese. Ma come? Ne cercano così, così. Basta, a um, cominciarono a fischiare cose, Sì. si capiano con le fischie Cantavano praticamente in massa. e scendono in tuo paese. Allora, così ne della moglie, così ne della madre, così ne Giuliano se ne alla sua casa, mentre che era rinta dopo un po', ci fu moffiata, penso. E dice, Si è messo a cantare. Salvatore, arrenditi, Salvatore Giuliano, arrenditi, sei circondato. Erano, non so, se erano carabinieri, se erano guerra, non lo so. E lui dice, Maronna, chiama suo padre. Dice, la jumenta non è, ci fa. Lo cantastorie Sì. diceva tanto. Dice, la jumenta non è dalla strada, dice, da attaccare. Dice, ora dice, prendo la giumenta, dice, ci mi metto un capo, dice, senza sella e senza niente. Dice, avevano un buttone tutto scaitteggiato. Piglia, dice, appena padre, dice, appena ti ricordi, tanto dicevo padre, no papà. Appena ti ricordi apro il buttone, dice tu, per io, fai. Con le tacche c'era una quattro. Tutta questa storia praticamente la dicevano cantando. Sì, la dicevano E lei cantare. sa, diciamo, Però qualcosa, io- qualcosina? No, mi ricordo il motivo. Lo motivo. E ce lo dica. E ogni tanto piglia faceva. Piglia la mente cica e va subito. Continui che forte. E suo padre ci apre la porta e parte. E ci spararono. Ci spararono dritto, ci spararono per sbagliare. non lo Ci so. sparare. Tu non pigliare. No, non si taro, se ne se ne chiarare come il disolato le colpe e partire tutto a Montenegro. E chissà. Va bene. Abbiamo concluso? Abbiamo Vabbè. concluso. Amici telespettatori, avete conosciuto... Quello che sapevo, quello che sapevo. certo. Avete conosciuto il signor Leonardo di Mazzara del Vallo, 72 anni, che ci ha praticamente illustrato un pezzettino di storia di Salvatore Giuliano. Ok? Cantato dal cantastorie che allora io praticamente caro non è quello che sapevo. Amici telespettatori, per la rubrica dei tipi strani Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor Buonasera, buone cose, buon buongiorno. Leonardo.
oh yeah.